Ciao a tutti amici, io sono Riccardo Carbone, detto Billy, e il mio lavoro è il tecnico. Chi è il tecnico? Avete presente quei tizi barbuti con il caschetto, vestiti di nero, che parlano in maniera incomprensibile e che gironzolano preoccupati qualche minuto prima dello spettacolo? Siamo noi, i meccanici del teatro, quelli che si occupano delle luci e della musica, ma anche di molto altro, Non ci vedete durante lo spettacolo, ma ci siamo sempre e il nostro zampino lo noterete ad ogni accensione di luce e ad ogni attacco musicale. Ma quella è solo una piccola parte del nostro lavoro. Noi siamo quelli che si alzano alle 5 di mattina e caricano i furgoni mentre gli altri stanno rincasando dopo una bella festa. Siamo quelli che viaggiano con gli attori e che litigano con loro per quando fermarsi a fare la pipì. Siamo quelli che scaricano e che montano lo spettacolo in maniera sempre diversa, adattandosi allo spazio in cui si trovano, che è la cosa più difficile di tutte. Ah, e siamo anche quelli che decidono dove andare a mangiare, o almeno è questo quello che faccio io. Ma entriamo nel vivo del discorso. Vi chiederete, ma al di là di montare, guidare, scaricare, a cosa serve illuminare gli attori? Sì, noi illuminiamo gli attori, ma c'è modo e modo per farlo. Se poi ad una luce particolare si abbina una musica particolare, ecco che si crea un'emozione. Sembra assurdo, ma anche noi possiamo contribuire a questa piccola magia del teatro, emozionarvi. Voglio portare un piccolo esempio. Vi ricordate quando per raccontare una storia dell'orrore vi mettevate una torcia sotto al mento? Ecco cosa può fare una semplice luce. Alla fine è un modo di divertirsi, un gioco. Inventare nuovi modi di illuminare una scena per renderla più o meno o diversamente emozionante. Ed ecco ora la magia delle luci. È buio, non siamo in teatro e non ho attori qui con me, ma farò del mio meglio per farvi vedere cosa possono fare luci e musica assieme. È successo di nuovo. Ora la tua anima è mia. Fornisca documenti e autocertificazione, grazie. L'autocertificazione ce l'avevo, Me l'ha mangiata il cane? Shh, da questa parte. Si esce dalla regione, seguitemi. Che caldo. Speriamo almeno che il coronavirus se ne vada, Ecco, questi sono solo dei piccoli esempi di cosa si può fare con luce e musica. Alla fine è un gioco, no? Ciao!